Buongiorno a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento del ciclo che il Comitato Progetto Comune organizza in occasione delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Flavio Baldan, che è il capolista per il Movimento 5 Stelle per la provincia di Venezia, appunto per le elezioni del 23 e 24 novembre. Quindi grazie. Grazie a lei per l'invito, ci mancherebbe. Bene, come sempre, grazie. Come sempre noi diciamo qualche notizia del nostro ospite per conoscerlo un po' meglio. Grazie. Quindi Flavio Baldan è nato a Venezia nel 1967 ed è residente a Marcon. È laureato in diritto dell'economia all'Università di Padova e poi ha effettuato un master in risk management alla Capta School Business di Milano. Da una decina d'anni è libero professionista patrimonialista, iscritto all'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali ed esperto in economia, finanza, previdenza, fisco e successioni. Per 25 anni ha operato in vari ambiti di intermediazione finanziaria sia in Italia che all'estero. È appassionato di storia moderna e contemporanea. È iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2018 ed è stato candidato alle elezioni regionali del Veneto nel 2020 e capolista al Senato nelle elezioni parlamentari del 2022 nella prima circoscrizione del Veneto. Come dicevamo prima, ora è capolista per la provincia di Venezia per le elezioni, sempre naturalmente nelle fila del Movimento 5 Stelle. Bene, se per lei va bene potremmo cominciare. Certamente, grazie. Allora, tutto corretto. Sì. Allora, la prima domanda, diciamo che le domande sono un po' tecniche, certo, perché lei si occupa appunto con un taglio tecnico delle cose. Parliamo della superstrada pedemontana veneta, che ormai è realtà. Io le chiedo quali ricadute economiche e logistiche sta avendo per le imprese e i cittadini del territorio questa pedemontana? Allora, guardi, il problema di superstrada pedemontana veneta purtroppo, ahimè, è solo un problema finanziario. Nessuno ha messo mai in discussione, perché poi la dinamica politica dice, ma spesso anche col movimento, eccetera, dice, ma voi siete contro le opere. No, noi non siamo contro le opere pubbliche, devono avere una logica finanziaria e di territorio. Purtroppo su superstrada pedemontana veneta è successo un disastro, perché un'opera che doveva costare poco meno di 2 miliardi che poteva essere fatta sul modello passante di Mestre, è intervenuto un sistema di project financing diciamo di tipo privatistico, che in qualche modo ha fatto lievitare i conti, e sperando che siano questi, perché io qualche dubbio ce l'ho ancora, che sia dal lato diciamo finanziario del contratto, che tra l'altro è stato pubblicizzato nel 2015 per intervento dei consiglieri regionali dell'epoca del Movimento 5 Stelle, perché la Regione Veneto non l'aveva pubblicizzato, e dal lato poi dell'indebitamento, perché questa strada, per essere fatta, questi 97 km più 60, poco più di opere secondarie, per essere fatta si è dovuto fare un'emissione di 2 bond, uno senior e uno subordinato, più altre cose, per il valore di 2 miliardi in Irlanda, quindi c'è una parte di indebitamento. Il problema è che questo costo che c'è fino al 2039, la convenzione eccetera, ha già implicato oltre 50 milioni per i scorsi 2 anni di ultra pagamenti, e a regime rischia di in qualche modo impattare sul bilancio regionale per oltre 100 milioni, e su questo bisogna trovare una soluzione, perché il bilancio, come dice qualcuno del centrodestra, è vero che il bilancio regionale sono sui 18-19 miliardi, certo, ma occorre calcolarli su quella parte depurata dai trasferimenti del fondo sanitario regionale, dalla parte dei lavoratori, dei costi del pubblico impiego, della parte dei trasferimenti e trasporti, quindi la parte che rimane è molto minore e su quella l'incidenza è molto ampia. Occorre trovare una soluzione. Adesso bisogna capire a carte scoperte, sperando che siano state in qualche modo, lo ripeto, segnalate tutte da Regione Veneto, bisogna capire come affrontare il problema dalla parte dell'indebitamento, perché Regione Veneto garantisce questo indebitamento, che non è della società costruttrice SIS, ma è rivolto a finanziatori mondiali, tra cui c'è
un fondo australiano che detiene queste obbligazioni per più del 60%, e poi bisogna capire sulla convenzione, sui canoni, perché è evidente che senza sistemare questa situazione, e l'ha detto qualche mese fa in una delle prime uscite anche il nostro candidato Manillo, dobbiamo per forza sistemarla, perché altrimenti i conti di Regione Veneto non possono stare in piedi. Una prima escamotage loro l'hanno trovato con l'innalzamento dell'IRAP, quindi finendo anche Veneto tax free, si ventila altre cose. Loro hanno un certo tipo di soluzione che è quella della società in house delle infrastrutture venete eccetera, con un'autostrada della Padova-Brescia e e CAV, l'inserimento di CAV, ma secondo noi non è praticabile. Primo perché c'è l'antitrust europea, perché dice la concessione Padova-Brescia deve andare all'asta pubblica, e quindi lì c'è un out-out da parte dell'Unione Europea. E poi perché c'è il problema di CAV fa tutt'altro mestiere. CAV è società sia al 50% di Regione Veneto ma anche al 50% di ANAS, e quindi ha tutt'altra dimensione. Noi crediamo invece che sia da vedere se esiste la possibilità in convenzione di modificare qualcosa rispetto a quei parametri che sono stati dati, dal punto di vista normativo soprattutto e legale. Dopodiché si dovrà trovare eventuali altre opportunità dal lato indiretto, diciamolo così, per capire come sgravare il bilancio regionale da questo canone e dall'indebitamento che c'è. Ok, bene. E qui ci ha dato una bella serie di informazioni, anche pesantine, devo dire. Altra cosa è quella della Via del Mare, che è vista come la prossima grande opera strategica. A che punto siamo e come si concilierà lo sviluppo turistico e la tutela ambientale? Perché è un altro grosso problema questo della tutela ambientale. Per fortuna Via del Mare siamo in questo momento un binario morto, nonostante sia stata fatta l'asta. Per fortuna adesso le dico perché nonostante sia stata fatta l'asta che ha vinto casualmente, ha visto come vincitore la stessa società SIS del gruppo Dogliani come vincitrice, era l'unica che gareggiava, e il progetto che hanno messo in piedi è esattamente speculare a quello di Superstrada Pedemontana Veneta, un project financing che prevede poi il pagamento con i pedaggi che si Quindi lei teme che poi ma è esattamente la stessa cosa, ma il punto più importante è che è un binario morto perché ci sono problemi di, come si dice in gergo tecnico, di bancabilità per la società costruttrice. Ma il punto fondamentale è che non risolve il problema del traffico iesolano, perché il problema non è nella prima parte, il problema è dalla rotonda Frova, tanto per intendersi da Veneta in poi, e poi tutto il tratto del Cavallino. Occorrerebbe vedere lì quali sono le soluzioni, capire prima ci sono dei progetti, delle cose che si possono fare, tenendo presente che anche l'impatto ambientale, perché stiamo parlando di un progetto che potrebbe andare a 3, 4, 5 anni, prevederà dal lato ambientale, dal lato dei lavori, sacrifici enormi per quel territorio, sia per le aziende agricole, per il fatto che poi ci saranno strade a metà parzialmente ridotte, eccetera, quindi problemi. Un girone infernale, immagino. E soprattutto non risolve questo schema che è stato riproposto, non risolve assolutamente nulla. Tra l'altro poi è un progetto del 2005-2006 che non ha nessun senso in termini di costi, va rivisto completamente e i costi saranno enormi. È meglio fare un tentativo da altre parti, sistemando quei punti e poi valutare eventualmente, ma non procedere in questa situazione qui. Ecco, lei ha toccato prima l'argomento del free tax. Sì. Allora, il Veneto appunto si è spesso definito free tax region, ma le imprese però, e noi ne abbiamo tante, piccole e medie, lamentano ancora un'elevata pressione fiscale. È realistico secondo lei pensare a un modello di fiscalità agevolata regionale? Guardi, allora, il Veneto è stato il mantra del suo presidente, è stato sempre free tax, soprattutto con riferimento a quella che è la parte, diciamo, fiscale del Veneto, che sono le imposte per la tassa delle automobilistiche, in particolare l'addizionale IRPEF, eccetera.
E però anche questo mantra è venuto meno proprio in prossimità di fine legislatura, quando è stata aumentata l'IRAP, che è l'imposta sull'attività produttive delle imprese. È stata ovviamente aumentata, noi crediamo, per ovviamente coprire ampiamente i buchi di SPV. Sì. È secondo me una tassa particolarmente odiosa, perché non va a colpire l'utile di una società, colpisce capitale e lavoro che non c'entra assolutamente nulla. Ecco, ma al di là sulla disquisizione su questo, qual è il punto adesso? È chiaro che noi siamo in un paese in cui c'è una pressione fiscale, abbiamo visto dagli ultimi atti Istat, che è al 42,7-42,8, ed è solo quella statistica. Quella percepita è ben più ampia, perché sappiamo bene che ci sono anche situazioni locali, multe, tributi locali che la elevano completamente, che è ben più alta di qualche punto. Allora qual è il punto? Alzare ulteriormente la pressione fiscale è deleterio in questo momento, in questo contesto storico, anche in un contesto inflattivo come questo, da questo punto di vista. Cosa si può fare? Bisognerà vederlo. Innanzitutto bisognerà capire bene, razionalizzare le spese e capire i centri di spesa dove si può risparmiare e capire quali risorse eventualmente ci possono essere a disposizione. Dopodiché, per esempio, il nostro candidato Maneno ha detto: ma possiamo fare un patto generazionale delle tasse di scopo. È chiaro che una tassa di scopo, se deve coprire i buchi di pedamontare, è una cosa, se è una tassa di scopo ben mirata per quel che riguarda l'addizionale, sì, noi la possiamo anche ampliare, diciamo, alle fasce di reddito un po' più alte, però colpire anche adesso anche il ceto medio non sarebbe la cosa migliore. Quindi su questa situazione qui bisognerà calcolare e vedere molto bene. Io mi auguro, se sarà ovviamente la nostra coalizione a vincere le elezioni, bisognerà valutare bene, perché, ripeto, la pressione fiscale in questo momento nel nostro paese è elevatissima. Andare a usare ancora la leva fiscale così, in modo, diciamo, non dico arbitrario, ma così, tanto per sistemare alcune cose senza avere bene un quadro complessivo, credo che sarebbe l'ultima cosa da andare a toccare. Se c'è spazio per ridurre, non lo so, bisognerà, ripeto, razionalizzare, capire ridisegnare, come ho sempre detto il Veneto, capire quali sono le esigenze. Dopodiché, se c'è un problema di imprese, c'è un problema di sostenibilità, c'è un problema ambientale, di infrastrutture, valuteremo quello che è l'incidenza. Però di fondo credo che sia meglio in questo momento essere prudenti. Quindi, per chiudere, diciamo, questo tipo di argomento, secondo voi quali sarebbero le possibili leve fiscali oppure semplificazioni amministrative che servirebbero per trattenere gli investimenti e anche poi per nuova imprenditorialità nel nostro territorio? Guardi, dal lato per esempio delle imprese, io credo che noi abbiamo un problema, voi lo sapete, in generale l'Italia, ma anche il Veneto, è fatto da piccole imprese. Quello che manca al nostro paese è la fascia media delle imprese, perché poi andiamo alla grande impresa, lo dice anche il credito. Lei pensi che ci sono circa 100 miliardi di credito per le piccolissime, e parliamo di oltre 500 miliardi per le grandi imprese. Ci manca la fascia media, che è quella che poi anche la Germania cerca di implementare. Perché? Perché lo scenario internazionale di globalizzazione, comunque fatto da blocchi importanti, è cambiato. Quindi il piccolissimo, abbiamo avuto dal 2014 al 2024 più di 60.000 chiusure di partite IVA e piccole imprese. Può andare bene sotto alcuni aspetti per il territorio, per rispettare la nostra identità e quello che ci vuole, ma non è più funzionale. Cosa può fare Regione Veneto? Noi pensiamo che Regione Veneto possa, ovviamente, se ci sono delle risorse, favorire, per esempio, ed è anche il problema che si è posto, diciamo, ci sono posti in ambito demografico, la fusione di queste piccolissime imprese per creare massa, per creare economie di scala, mettendo anche della defiscalizzazione su questa, appunto, regionale, su queste fusioni che agevolino il fatto di conglomerarsi, oltre per esempio alle reti di impresa, che sono già una buona situazione. E però pensiamo che su questo, poi Regione Veneto, importante secondo me sarebbe anche ridisegnare e capire qual è il ruolo della nostra finanziaria
Veneto Sviluppo, in merito a questa situazione che non può essere solamente quello di partecipazione diretta diciamo a qualche impresa veneto sicuramente, ma che debba essere ridisegnato tenendo conto di una strategia futura da questo punto di vista. Ecco, questo pensiamo si possa fare, poi lo valuteremo ovviamente da questo punto di vista e vediamo, tenendo presente che però sul tavolo di Regione Veneto in questo momento mal contati ci sono almeno 80-90 crisi aziendali e dobbiamo pensare anche all'impatto lavorativo. Infatti vorrei restare sul discorso del lavoro perché è fondamentale questo argomento sia a livello nazionale ma ovviamente ne stiamo parlando a livello regionale. Le morti bianche continuano purtroppo a essere un tema molto doloroso, ne sentiamo parlare praticamente quotidianamente ed è una cosa terribile. E secondo lei servono più controlli oppure una diversa cultura della sicurezza del lavoro? Allora, le dico la mia opinione, servono entrambe le cose. Ne parlavo qualche sera fa in un'altra trasmissione. Allora, è indubbio, io le dico, provo una questione di coscienza proprio personale, perché è inaccettabile che ci siano persone che muoiono sul lavoro, che voglio dire, è situazione necessaria e anche stimolante sotto alcuni punti, perché insomma lavorare guadagni, ma anche a volte può essere situazione positiva per l'implementazione delle persone, quindi e ne abbiamo avute più di 1 migliaio anche nel nostro territorio. Questo è inaccettabile e quindi qual è il problema? Che è cambiato anche il nostro mondo del lavoro. Allora io mi baso per esempio sui dati che sono usciti da CGA qualche giorno fa. Cosa dicono per il Veneto? È un buon segnale ed è aumentato il numero, è diminuito il numero dei net, i not employed, eccetera, eccetera, di quei giovani che non studiano, non hanno formazione, eccetera, ed è un bel dato e siamo estremamente contenti. Dall'altro lato però ci dice che l'occupazione che è aumentata è quella over 55 e lo sappiamo bene perché c'è tutta la questione pensionistica e tante cose. Allora, è inaccettabile dal lato dei controlli che mancano perché il personale è ridottissimo e non può essere come ha suggerito il governo che ti anticipiamo che veniamo a fare i controlli, tu sistemi tutto e poi quando arriviamo ti lasciamo in pace per 1 o 2 anni. Non è così che funziona, non può essere accettabile come può accadere che su una gru di 30-40 metri ci sia una persona di 60-65 anni senza patentino, senza niente, che nessuno sa niente. Non è accettabile che negli subappalti coloro che prendono i subappalti dalla casa madre non abbiano riferimento e nessuno sappia cosa succede nei vari passaggi e controlli. Quindi è sicuramente entrambe le cose che lei sottolinea sono necessarie, perché il rispetto del lavoro va dal lato certo del reddito, di tutto quello che vogliamo, ma anche di lavorare nelle condizioni migliori possibili e della propria salute. Dopodiché manca anche un po' di cultura imprenditoriale, anche le imprese devono fare la loro parte, non basta, io glielo posso dire, ma credo lo potrebbe confermare chiunque, non basta limitarsi alla normativa di dire sì, facciamo i corsi, li abbiamo fatti, ascoltati, bisogna poi di volta in volta, soprattutto quando ci sono lavori usuranti di una certa tipologia, perché è ovvio che il settore turistico, magari l'impiegатizio ha altre dinamiche, però chi lavora per esempio in edilizia e altre cose di questo tipo ha bisogno che ci siano delle informazioni e dei controlli. Costa, perché so che per le imprese è un costo, però viva Dio non possiamo permetterci morti di questo tipo e lavoratori che muoiono. Io credo che anche le imprese qualche utile in meno, però salvare qualche vita in più sia necessario. Ecco, io volevo aggiungere un altro aspetto che è quello che poi non ce lo inventiamo noi, però si sente anche dalle evidenze. E io credo che oltretutto a quello che giustamente ha detto lei, bisognerebbe anche intervenire sulla consapevolezza degli addetti, per esempio nell'edilizia, al fatto che bisogna assolutamente seguirle le regole, perché se noi abbiamo da una parte le aziende che investono in sicurezza, fanno tutto quello che devono fare, però poi la filiera si interrompe perché magari è più comodo non mettersi la cintura, è più comodo non mettersi gli occhiali,
E chi è che controlla poi? Il controllore? Guardi, allora l'errore è la persona, diciamo, lei lo sa bene, e le persone, io dico sempre la cosa più difficile è entrare nei pensieri della mente, perché puoi parlare anche ore e ore con una persona e poi 2 minuti dopo la pensa esattamente al contrario. È ovvio, ma è chiaro che se io sono un'azienda e dico mando quella persona lì sulla gru che ha il patentino, è istruita, gli ho fatto tutto, mi ha dimostrato eccetera, e dopo commette un errore, è ovvio che ovviamente l'impresa non può fare più di tanto sotto questo profilo, e può capitare. Però io mi devo accertare che la persona che è lì abbia tutte le caratteristiche, poi magari gli può venire un capo G, il rischio c'è, è inutile che... però va fatto un salto di qualità, sono d'accordo con lei, sia dal lato impresa che devono essere estremamente rigorose, anche a scapito del loro reddito, perché questo è importante. Certo, anche un salto di qualità dei dipendenti, perché se l'età avanza, determinate situazioni avanzano, e capisco le esigenze, però fare certe cose non sia più possibile e comporta un rischio elevato, bisogna in qualche modo prenderne atto. Occorre un salto di qualità da entrambe le parti, questo sì, proprio a tutela della propria persona. Apprezzo quello che lei, diciamo, ammette, perché tante volte purtroppo c'è solo la visione dell'aspetto dell'impresa, delle mancanze dell'impresa, e invece purtroppo per motivi vari può esserci anche una responsabilità anche involontaria da parte di chi lavora. Non è una dicitura che a me piace molto, quello che si sente spesso dire in ambito economico dello human capital, però l'impresa è fatta di lavoratori e sono una parte importante. Il capitale umano, il capitale lavorativo è una parte importante. È giusto che anche loro sappiano che fare impresa in un certo modo per il benessere di tutti comporta il rispetto delle regole. E poi paga però, perché nel senso che se c'è qualcuno come paga l'imprenditore perché non rispetta le regole, o paghiamo qualcuno come cittadino, prendiamo una multa perché siamo in eccesso di velocità, anche il lavoratore viene chiamato in prima persona, però sappia che queste cose sono in funzione anche della sua protezione, della sua vita e della sua famiglia. Della sua sicurezza, certo. Ecco, un altro settore che per noi, per il Veneto è importantissimo, riguarda il porto e l'aeroporto, perché siamo veramente, e sono due chiavi, due snodi chiave per il Veneto. In che modo, secondo lei, possono diventare dei motori di sviluppo sostenibile per tutta la regione? Guardi, allora qui le situazioni vanno in qualche modo distinte. Purtroppo, lo dico con grande rammarico, io non so cosa si potrà fare, per quel che riguarda l'aeroporto, è chiaro, noi stiamo parlando del terzo aeroporto italiano, oltre 20 milioni di passeggeri, ipotizzato un rialzo a 30 milioni e passa, si pone un problema di sostenibilità. Qual è il punto? Che purtroppo una scellerata amministrazione, e regionale e comunale in particolare, l'aeroporto di Venezia è in mano a un privato, al dottor Marchi a Save, ed è un privato. Giustamente il privato fa i suoi interessi, che è quello dell'utilità, di avere più utili, però stiamo parlando di un qualcosa, faccio riferimento per esempio ai primi 2 aeroporti italiani che sono Roma e Milano, dove la compartecipazione degli enti territoriali, comune o regione o per esso, è fondamentale per la tutela dell'ambiente e del rispetto per i cittadini, perché io capisco l'utile, capisco da bellezza, riscontro le cadute economiche, ma ci vuole anche sostenibilità. Purtroppo la situazione è questa, perché poi l'aeroporto di Venezia, quando è stato interamente privatizzato, sembra anche poter cambiare mani, perché Save sembra in procinto, da quel che si legge, di vendere gran parte della sua o tutta la sua partecipazione a un gruppo francese. È chiaro che i privati che subentrano hanno solo l'interesse a potenziare il loro utile, e quindi si sente dire di impianto fotovoltaico su terreni agricoli di dimensioni, no? E questo è il vulnus che ci troviamo in questa regione qui, cioè noi non è che siamo contrari, ci mancherebbe altro, ci fa piacere che Venezia sia visitata, e però rendiamo sostenibile il nostro turismo. Se da 20 milioni di passeggeri si vuole passare a 30 milioni di passeggeri, delle ricadute ci saranno. Il problema è che la società Save
è in mano privata totalmente, e questo la nostra regione non doveva permetterlo per tutelare la parte, diciamo, delle esigenze dei cittadini in termini di sostenibilità, di malattie, di incidenza dell'inquinamento e tutto quello che ci va dietro. Porto è tutt'altra questione, anche qui nessuno è contrario, Venezia è un porto importante, ci mancherebbe altro, però sappiamo bene qual è la fragilità di Venezia, e ovviamente noi anche a livello comunale eccetera siamo estremamente favorevoli a una questione offshore, sia per la lato, diciamo, crocieristica, sia per quello che è il lato delle merci e della logistica. Non so, ha degli impatti di costo e finanziariamente enormi, ma se vogliamo tutelare Venezia, questo credo che sia il modo più corretto. Sentire adesso che ci sono situazioni per cui, tra parentesi, poi il porto è un po' diverso rispetto all'aeroporto, perché chi in qualche modo le nomine sono sì regionali ma vengono dal Ministero, quindi purtroppo si pone anche un problema centralistico. Il problema è che adesso sentire lo scavo di Vittorio Emanuele, l'isola delle Tresse, dei fanghi eccetera, di un impegno che per le banchine di Marghera eccetera, di un impegno di oltre 70 milioni di euro, e definirlo come viene definito tale momentaneo di prima, non può essere, perché non puoi spendere questa quantità di risorse per fare una cosa momentanea. Però va al contrario di quello che le ho detto prima, che anche lì occorrerebbe capire, noi siamo assolutamente contrari al fatto che si vada a scavare ulteriormente, che le navi da crociera, così come poi era stato indicato la sospensione fino a 25 tonnellate, sì, passino di nuovo per Venezia eccetera, e siamo favorevoli alla creazione di questo porto offshore che risolverebbe, secondo me, dal punto di vista soprattutto della sostenibilità dell'ambiente di Venezia, risolverebbe qualche problema in più, senza comunque non tenere in considerazione gli interessi economici dei lavoratori e di tutto quello che ci va dietro, ovviamente. Certo. Ecco, terminiamo con una cosa, un argomento sul quale c'è molta aspettativa e parliamo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sarà sicuramente un'avventura molto bella, noi speriamo che i nostri campioni continuino a vincere più medaglie possibili e si distinguano, ma non abbiamo dubbi al riguardo. Però quali azioni secondo lei se le ha viste o si aspetterebbe dovrebbero essere previste per garantire che i benefici di queste Olimpiadi si traducano poi in opportunità durature per il territorio e per le comunità locali che ovviamente sono quelle più ad alto impatto e più interessate? Ma guardi, anche qui adesso non è per essere demonizzatori eccetera, ovviamente le Olimpiadi, lo sappiamo bene, sono uno scenario importante e vedremo quali saranno le cose. Cos'è che ci lascia perplessi in tutta questa situazione? Che sono probabilmente anche in questo caso qui stati messi davanti interessi tipo finanziario, e purtroppo erano state inizialmente viste come le Olimpiadi della sostenibilità, sia dal lato ambientale che finanziario. Bene, ci troviamo con dal lato finanziario 5 miliardi di investimenti che non saranno neanche finiti durante le Olimpiadi, ma arriveranno anche negli anni successivi per oltre 3 miliardi, quindi gran parte delle opere non sono state fatte e saranno fatte forse negli anni successivi. Ci troviamo con altri 2 miliardi della Fondazione Milano Cortina in aggiunta, quindi un costo complessivo di 7 miliardi, io credo sarà ben difficile rientrare da questi costi. Quello che ci troviamo ancora di più è un impatto territoriale enorme, perché tra pista da bob, abbattimenti di alberi, situazioni che si sta di un territorio, guardi, come quello delle Dolomiti Bellunesi, che io conosco bene, sia dal lato di Cortina che dal lato ovviamente della parte di Falcade, quella parte della Gordino, che è patrimonio dell'UNESCO, dobbiamo ricordarlo questo. Allora, la montagna è fragile anche sotto certi punti, non può essere paragonata al mare, a Jesolo, è tutt'altra dinamica, e quindi io capisco bene le esigenze turistiche e la voglia dei turisti anche di ammirare il nostro territorio, e ci fa piacere.
però la nostra montagna non è sostenibile se scalamentiamo migliaia di persone ogni anno su e giù per le montagne a caso, perché la montagna è imprevedibile, anche ha visto che disastri anche dal lato. Se ci saranno degli impatti, guardi, per adesso gli unici impatti che io ho visto, al di là e non voglio entrare in polemiche con comitati eccetera, io leggevo, credo che noi insomma abbiamo un'età in cui ci ricordiamo che andare anche a Cortina era piacevole, ci potevamo andare tranquillamente. L'altro giorno che leggevo qualche articolo che per una settimana per le Olimpiadi si spendono 90-100.000 euro di affitto, mi sembra abominevole una cosa. Questo non è il modo di presentare la perla delle Dolomiti, così è sempre stata definita. C'è una speculazione sotto in certi casi. Questo è l'aspetto che evidentemente poi c'erano ovviamente delle cose dal lato infrastrutture da fare eccetera, alcune sono positive probabilmente, lo vedremo, ripeto, molte delle opere saranno cadenziate molto più avanti, altre invece hanno avuto per adesso un impatto estremamente negativo dal lato del territorio, ripeto, anche adesso avremo non solo in Veneto ma anche fa parte della Lombardia, sono stati costruiti anche ulteriori impianti di risalita eccetera, però è chiaro che la gente arriva eccetera, però non è che possiamo mettere sulle piste da sci per dire migliaia e migliaia di persone per i parcheggi, per l'intasamento, dobbiamo avere cura, ripeto, le Dolomiti sono patrimonio dell'UNESCO, non ce lo siamo inventati noi, io credo che bisogna anche dal lato del turismo e sapendo che è sempre positivo le ricadute per albergatori, categorie, produttori, ci mancherebbe altro, dobbiamo averne estremamente cura perché uno è uno solo da quel lato lì e non possiamo avere situazioni di overtourismo, tourism over come lo chiama qualcuno, che abbiano impatto da questo punto di vista. Qui bisogna che in qualche modo venga razionalizzato qualcosa, soprattutto per conservarci il nostro patrimonio, che è un biglietto da visita, e non solo per l'Italia, è un patrimonio del Veneto, è il biglietto da visita del Veneto. Queste Olimpiadi, ripeto, vedremo, sono sempre dal lato sportivo, ovviamente bisogna scindere il lato sportivo, ci mancherebbe altro, eccetera, sono sicuramente danno una visibilità importante. Quello che in qualche modo, lo ripeto, al di là anche poi del lato finanziario eccetera, in qualche modo ci lascia molto perplessi è stato l'impatto sull'aspetto ambientale, e su questo anche per voce dei cittadini del territorio degli impatti ci sono stati. Poi ripeto, il territorio bellunese è particolare, forse bisognerà capire molto anche in termini energetici eccetera, c'è l'impatto che è anche monoimprenditoriale perché la fa da padrone Luxottica e quindi bisognerà capire lì, creare, vedere se ci sono delle possibilità di ampliare, e però diciamo questa è la situazione e la vedremo. Certo. Bene, allora come per tutti gli altri ospiti io le chiedo adesso, per concludere, prima dei nostri saluti, di rivolgersi alle persone che sono dall'altra parte della telecamera e chiedere il voto, quindi dire perché le persone dovrebbero votare per lei e chiaramente per il suo movimento. Ma guardi, io credo che per quel che riguarda il movimento non ci siano dubbi, noi siamo movimento dalla parte dei cittadini, quindi non abbiamo situazioni di lobby, non proteggiamo nulla da questo punto, ci interessa solo il benessere dei cittadini. Per quel che riguarda la mia candidatura, ovviamente di capolista della provincia di Venezia, il mio slogan è serietà e competenza, soprattutto dal lato diciamo dei numeri, dell'economia, perché poi da lì parte sempre tutto. Io ricordo sempre che Venezia e che la Regione Veneto ha un bilancio di 18-19 miliardi e produce un PIL di 205 miliardi l'anno, quindi è una regione importantissima. Io posso garantire, assieme al movimento, ovviamente in termini di trasparenza e legalità, posso garantire, offrire ai Veneti col mio motto Sveglia Veneti questa serietà e competenza di fare i loro interessi e di ridisegnare ovviamente un Veneto che non può essere più quello che abbiamo visto in questi almeno ultimi 10 anni, ma deve essere un Veneto diverso, rapportato a quello che è lo scenario anche internazionale, mondiale e attuale.
su cui dobbiamo in qualche modo inserirsi e che bisogna modificare per dare ai veneti le migliori risposte possibili. Se diciamo i cittadini veneti apprezzano questo, io farò fino in fondo quello che è il mio dovere in base a quelle che sono le competenze che ho maturato nella mia carriera professionale. Bene. Allora, ringraziamo il nostro capolista Grazie a voi. del Movimento 5 Stelle, Flavio Baldan. Io vi ringrazio naturalmente di essere venuto da noi, di averci dato tutte queste informazioni e anche di aver illustrato le sue intenzioni di lavoro. Io ringrazio voi che ci seguite e vi do appuntamento naturalmente al prossimo incontro con i candidati alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Grazie e arrivederci.